C'è una nuova svolta nell'omicidio di Badr Boudemai, il cameriere algerino ucciso in via Roma a Palermo nella notte tra il 3 e il 4 novembre. È infatti scattato un secondo fermo per l'omicidio dell'algerino. Si tratta di Kalim El Abed, di 61 anni, zio di Ali Ed Abed Baghera, il tunisino, che si trova in carcere con l'accusa di avere sparato i 3 colpi di pistola mortali. Secondo gli inquirenti, l'uomo avrebbe aiutato il nipote subito dopo il delitto, trovando un nascondiglio per l'arma e per gli abiti che indossava quella notte. Il tunisino di 32 anni è accusato di omicidio volontario, premeditato e aggravato dai futili motivi. Il suo ricorso è stato respinto pochi giorni fa. A incastrarlo sarebbero le immagini e le telecamere della videosorveglianza che si trovano nella zona e che lo avrebbero immortalato durante il tragitto verso il luogo del delitto di fronte alle poste centrali di via Roma. Per il procuratore aggiunto Ennio Petrini e il PM Vincenzo Amico, quei fotogrammi lasciano pochi dubbi su chi abbia ucciso il cameriere algerino. Farebbero parte di una serie di video che hanno ripreso le fasi precedenti e successive al delitto, messe insieme dai carabinieri del reparto operativo del comando provinciale di Palermo. Saranno i volontari dell'Associazione Nazionale Carabinieri a dare manforte al comune per i controlli nel centro storico di Palermo, dove cresce la paura per l'escalation di violenza incontrollata. Il sindaco Roberto Lagalla ha chiesto allo Stato l'utilizzo dell'esercito per pattugliare le strade, ma ha ricevuto soltanto un piccolo contingente a supporto della polizia nella zona della stazione ferroviaria centrale. Adesso si tenta di mettere un argine con i volontari, che però non hanno e non avranno poteri sanzionatori. C'è paura fra i residenti e gli stessi commercianti della zona per una recrudescenza che non è nuova, ma che continua a salire di tono e pericolosità. Ci deve scappare il morto? Cioè, come funziona in questa città? Cosa dobbiamo fare? Quali istituzioni, il prefetto, il comune, tutti quanti, la polizia devono coadiuvarsi tutti insieme e trovare la soluzione. Non siamo noi cittadini che dobbiamo trovare la soluzione. Dura anche la presidente di Confcommercio Palermo, nonché responsabile legalità di Confcommercio Nazionale, Patrizia Di Dio, che racconta come gli allarmi degli esercenti in passato siano stati sottovalutati. Ai rinnovati vertici della Questura e della Prefettura reiteriamo le nostre preoccupazioni e il nostro bisogno di risposte e continuiamo ad attendere fiduciosi i risultati di queste nostre richieste. Sul fronte delle indagini c'è un identikit, 1,80 m, robusto, indossava giubbotto, scarpe da ginnastica e cappellino, l'uomo che nella notte fra sabato e domenica scorsi ha sparato colpi d'arma da fuoco fra i locali della Movida. La polizia ha ricavato alcuni fermoimmagine dai filmati delle telecamere di sicurezza di vari negozi e locali dell'area. L'uomo non sembra essere noto, anche se i tratti somatici non sono chiari per la distanza delle riprese e per il cappellino che copre parte del viso. Sono 7 i colpi di pistola che sono stati esplosi e forse qualcuno è rimasto ferito. Sul posto sono infatti state rinvenute anche tracce di sangue. Mafia, camorra, 'ndrangheta sono inconciliabili con il Vangelo. Parole nette, quelle di Papa Francesco, che con un messaggio inviato all'Lumsa è tornato a puntare il dito sulle organizzazioni criminali. Il pontefice ha ricordato Don Puglisi e il motivo della sua uccisione. Voleva togliere la sua gente, soprattutto i giovani, dalle grinfie della mafia. La Chiesa non si stancherà mai di ribadire con forza che coloro che nella loro vita seguono questa strada di male, come sono i mafiosi, non sono in comunione con Dio, sono scomunicati, ha detto, richiamando le parole che aveva pronunciato nella piana di Sibari il 21 giugno del 2014. Non è la prima volta che un pontefice usa parole dure contro i mafiosi. Storico l'anatema pronunciato da Giovanni Paolo II nel maggio del 93, dopo aver incontrato i genitori del giudice Rosario Livatino, ucciso dalla Stida. Pentitevi, disse, rivolgendosi ai mafiosi. Eppure i boss continuano ad esibire crocifissi e santini. Nei loro covi sono stati trovati Bibbie e oggetti sacri e perfino per la filiazione con la pungiuta si usano immagini sacre, ma questa, come ha ricordato recentemente l'arcivescovo di Catania Luigi Renna, è una religiosità al contrario, mettendo in guardia anche su forme di devozione in cui prevale l'ostentazione in feste popolari con inchini e scommesse, una fede distorta e inculturata in un mondo fatto di violenza, di adorazione del denaro e del culto della personalità forte che non ha nulla a che vedere con il Vangelo.
Regali quali controprestazione per atti contrari ai doveri d'ufficio è quanto scoperto dai finanzieri del comando di Trapani che, coordinati dalla procura, hanno portato a termine l'operazione Aspide che ha coinvolto l'azienda sanitaria trapanese, a partire dagli orecchini che Annalisa Bianco e Attilio Giuseppe Bonavides, entrambi finiti a domiciliari perché avevano saputo in anticipo i quiz della procedura straordinaria di assunzione prevista per l'emergenza Covid, consegnano il 13 luglio 2021 a Giuseppa Messina, presidente della commissione da Yale, in carcere, orecchini comprata a Favignana. Poi c'è la cintura Hermes, valore circa 800 euro, regalo del medico dentista Alberto Adragna a Bartolomeo Gisone, quest'ultimo in qualità di direttore di un laboratorio di analisi convenzionato con il Sistema Sanitario Nazionale aveva falsificato il tampone molecolare di Adragna e omesso la segnalazione al Dipartimento di Prevenzione dell'ASP con la complicità della compagna dello stesso Adragna, Giuseppa Messina. Infine ci sono i regali dell'imprenditore di Mazara Giovanni Iacone Fullone, ancora alla Messina, prodotti ittici di specie pregiate, una cassetta di gamberoni, 2 aragoste, una quantità imprecisata di scampi, 8 fette di pesce spada, regali inviati in date diverse. L'imprenditore mazzarese avrebbe ricevuto informazioni su una procedura di gara per la sanificazione presso l'ASP di Trapani per 3 mesi con possibilità di rinnovo per un ulteriore mese. Sia Annalisa Bianco che Giovanni Iacone Fullone, entrambi consiglieri comunali di Trapani, la prima di Mazara il secondo, ieri sera sono stati sospesi dalla carica dalla prefettura di Trapani. Era caduta in un inferno, ma non se ne accorgeva. Nemmeno le sue crisi di ansia e l'attacco di panico con il suo ricovero in ospedale le avevano fatto capire che stava vivendo una relazione tossica. Una spirale fatta di videochiamate, continui controlli, minacce, istigazione al suicidio che una ragazza di 16 anni di Marsala tendeva a minimizzare. A salvarla è intervenuta sua madre, che ha denunciato il fidanzato 21enne di sua figlia. Disperata si è rivolta al commissariato di Marsala. Mia figlia è oppressa dalla gelosia patologica del suo ragazzo. È aggressivo e possessivo, l'ha costretta ad isolarsi dagli amici, la controlla ovunque. Pretende di aver mandati video e foto che dimostrino dov'è. Spesso la obbliga a saltare la scuola, è entrato persino nel registro elettronico. Mia figlia è totalmente plagiata da lui, lei non lo capisce, ma io ho paura, vi scongiuro, aiutatemi. E chiede che la ragazza venga allontanata e portata in una comunità protetta. Ci amiamo, non è vero che mi controlla, dice la giovane studentessa agli inquirenti, ma il suo cellulare racconta tutt'altro. Nei giorni del tragico epilogo della vicenda Giulia Cecchettin, uccisa da Filippo Turetta, in Sicilia si alza immediato il livello di guardia e arriva forte la risposta giudiziaria, un provvedimento unico nel suo genere che forse farà discutere per la novità che contiene. Non solo braccialetto elettronico per lui, divieto di avvicinamento a meno di 300 metri dalla fidanzata, divieto assoluto di contattarla con qualsiasi mezzo, anche braccialetto elettronico per lei. Di fatto è la fine di una storia, una relazione troncata per decisione dei giudici. Non sappiamo come sarebbe finita questa storia se non lo avessimo fatto, dice il procuratore di Marsala Fernando Asaro a Repubblica, ma da padre, da cittadino, da magistrato ritengo che sia ineludibile cogliere qualsiasi segnale e intervenire prima che sia troppo tardi. La necessità aguzza l'ingegno e per un automobilista poco avvezzo alle regole e al codice della strada l'ingegno e la fantasia vanno a braccetto. L'obiettivo è ingannare un altro obiettivo, quello delle telecamere, per coprire la targa del veicolo ed evitare sanzioni o prendersi addirittura gioco dell'autovelox. Dai sacchetti di spazzatura penzolanti, questa volta non si tratta di pendolari dei rifiuti a cartone e volantini improvvisati, nulla rispetto all'ultima genialata di un automobilista catanese che è riuscito ad incollare un paio di ciabatte estive, infradito utili non per moda ma per nascondere cifre e numeri tali da sfuggire all'occhio elettronico. E c'è chi in zona movita in scooter è riuscito a rendere invisibile la targa del mezzo a 2 ruote coprendola con un boxer. Un fenomeno radicato nel fine settimana, specie in pieno centro storico a Catania, sempre più vigilato e sorvegliato. Scotch, nastro di imballaggio ma anche dei caschi poggiati non in testa ma nel retro del mezzo a 2 ruote per occultare la targa. Ma quali sono le sanzioni in caso lo stratagemma dovesse essere scoperto dalle forze dell'ordine? Bisogna fare 2 distinzioni. Se si tratta di azione colposa, per esempio il fango che ricopre la targa di un fuoristrada, si va incontro soltanto ad una multa da 42 a 173 euro. Discorso ben diverso se l'azione è dolosa. In questo caso si sconfina nel penale e si incappa nell'articolo 490, reato di occultamento di atti veri, che prevede una condanna da 1 a 3 anni di reclusione.
Il tesoro della Cappella Palatina di Palermo in mostra. Da domani fino al 30 settembre 2024 il Palazzo Reale ospiterà un'importante mostra che porterà il visitatore ad affrontare un viaggio alla scoperta dell'aspetto spirituale del palazzo grazie ai reperti che costituiscono il tesoro della Cappella Palatina. Il titolo della mostra è Thesaurus ed è frutto di una collaborazione tra la Fondazione Federico II e il Fondo Edifici di Culto del Ministero degli Interni. Ben 56 reperti saranno in mostra, uno su tutti il cofanetto di foggia rettangolare che testimonia una coesistenza tra iconografie cristiane e islamiche. Una assoluta novità, perché mi sono molto affidato a quelli che sono i nostri collaboratori, tutti coloro i quali l'hanno voluto organizzare. Ma quello che ci tengo a sottolineare è che la cultura, che molte volte è considerata per qualcuno probabilmente una questione secondaria, per noi non soltanto è primaria, ma addirittura la dimostrazione l'abbiamo nei nostri bilanci. Nell'ultimo anno ha fatto sì che noi potessimo registrare dei profitti che abbiamo voluto reinvestire all'interno della fondazione stessa. Un tesoro che rappresenta la chiave di accesso per raccontare quell'aspetto immateriale che metteva insieme maestranze di culture e prospettive religiose diverse. Questa mostra è per Palermo, per i siciliani, ma per la centinaia di turisti che dai loro molteplici punti di vista, anche culturali, potranno fruire di una pagina di storia importantissima. Più di 9 secoli, è ancora un interesse fortissimo da parte di studiosi, di visitatori che vedono nel palazzo un emblema di una civiltà che ha saputo tenere insieme in chiave di dialogo il pluralismo linguistico e religioso. Con questa mostra torna a splendere un patrimonio segreto, finora noto a pochi. L'atmosfera del Natale avvolge le fermate della metro a Catania. È stato l'Istituto Comprensivo Cesare Battisti ad indirizzo musicale ad aprire alla stazione Giovanni XXIII Suoni in metro, manifestazione promossa dall'assessorato alla pubblica istruzione del comune in collaborazione con la ferrovia Circumetnea. Da oggi e fino al 15 dicembre un calendario di esibizioni con protagonisti gli alunni di diversi istituti scolastici cittadini ad indirizzo musicale. Sono 3 giorni, un evento la mattina e un evento il pomeriggio, sono circa 4-5 scuole che hanno aderito a questo progetto che porteranno un po' di serenità e un po' di musica qui al centro di Catania. Un'occasione per i ragazzi che propongono al territorio la propria disciplina musicale tra strumenti e coro, ma anche per rafforzare l'uso dei mezzi pubblici come la metro in tema di tutela ambientale. Il lavoro sulla musica, sulle arti può essere un importante deterrente per la dispersione scolastica. Quanti elementi si stanno esibendo? Il nostro gruppo di fuoco è fatto da 50 ragazzi del quartiere di San Cristoforo e sono l'orchestra Sursum Corda e il coro. I ragazzi delle scuole partecipanti si esibiranno anche nei prossimi giorni, la mattina dalle 10 alle 12, mentre il pomeriggio dalle 16 alle 18:30. Com'è stato suonare qui? Molto bello come sempre, come ogni anno. Non è la prima volta che partecipi? No, già credo 3 anni. Ma farai la chitarrista in futuro? Credo di no, però è molto bello anche come hobby, comunque mi piace fare. Suonare davanti a un pubblico che ti ha applaudito, com'è stato? Molto bello. Ma farai parte di un gruppo rock da grande? Non si sa, potrebbe essere di sì. Hai suonato la tromba? Sì. Da quanto tempo la suoni? 5 anni, 6 anni. Quindi sei bravo? Sì. Negli spazi della stazione resteranno esposti per tutto il periodo delle festività natalizie i presepi realizzati dagli studenti impegnati nel progetto Il nostro presepe ecologico, curato dagli animatori della sezione didattica Scuola e Ambiente della Pubblica Istruzione. La vigilia, tutta sportiva della partita di Coppa Italia tra Catania e Pescara, viene invece catalizzata dalle condizioni di salute di Zdeněk Zeman. L'allenatore del Pescara, prima della seduta di rifinitura in vista del match del Massimino, ha accusato un leggero malore ed è stato ricoverato in ospedale, dove gli è stata riscontrata una lieve ischemia transitoria, così come si legge nel comunicato ufficiale della società pescarese. Le condizioni sono buone e stabili, anche se l'allenatore boemo dovrà stare lontano dal campo per qualche giorno per eseguire ulteriori accertamenti domani per lui, quindi niente trasferta a Catania.
Il Pescara invece ci sarà ed è probabile che le motivazioni siano ancora superiori. Già era previsto che gli abruzzesi non facessero turnover e quindi con l'obiettivo dichiarato di passare il turno, la Coppa Italia insomma fa gol a tutti, anche al Catania, che dal cammino in Coppa potrebbe vedersi aperta una porta verso una posizione migliore nella griglia dei playoff. Ma domani il leitmotiv sarà anche e soprattutto un altro, quello di capire qual è il vero Catania, perché la sconfitta nel derby contro il Messina non è passata inosservata, ha lasciato qualche strascico, a cominciare da alcune scelte di formazione in un turnover forse non necessario e utile in campionato. Contro il Pescara, che arriva dalla vittoria sull'Olbia per 4-0, Lucarelli tenterà di mettere in campo la formazione migliore del momento senza pensare all'impegno di lunedì sera contro il Sorrento in casa. Solo una vittoria convincente e il passaggio del turno potrebbe far catalogare il derby del Franco Scoglio come incidente di percorso, quello che sperano tutti, quello che vorrebbero tutti.